A lei, al microfono. L'ausilio dei formati tecnici, questa volta è... Eccoci allora. Innanzitutto grazie alla presenza di chi ha voluto essere qui oggi in questo momento, ritengo importante per Francesca, ma anche per i colleghi e anche chi ha voluto testimoniare questo momento che ha voluto riconoscere quello che Francesca Porcellato a livello sportivo in primis, ma credo il valore di testimonianza che attraverso lo sport Francesca trasmette, che è quello dello sport dell'inclusione, che nei momenti difficili che nella vita spesso a ognuno di noi capita, ma il coraggio di andare avanti, di non fermarsi mai, e che a volte i limiti sono fatti anche per essere superati. Mi diceva qualche uomo più importante di me, mi faceva sempre presente che l'esempio per l'essere umano è la cosa più importante. L'esempio, noi impariamo per esempio, e credo che Francesca su questo l'abbia dimostrato in questi anni che lei gareggia. Voglio dare qualche dato perché è un'atleta veneta e che credo che il motivo vero per il quale oggi è qui e che ha accolto, e io la ringrazio, a fianco a lei c'è una persona che è timida e che spesso dice sempre ma io non c'entro, ma io no, è tutto lei. Invece secondo me a volte si dice, no, che è sempre a fianco una grande donna c'è sempre un grande uomo. Oggi è proprio così, no? Nel senso che Dino Farinazzo è suo marito ma è anche il suo allenatore, e credo che questo sia una cosa, e se abbia raggiunto quei meriti la complicità sia stata una cosa fondamentale. 12 Paralimpiadi, e credo che il numero sia già un numero importante, l'unica ad aver raggiunto questo obiettivo. 14 medaglie, delle quali 3 oro, 4 argenti e 7 bronzi, ma vincerle sarebbe nulla, ma le ha vinte con discipline diverse, su 3 discipline diverse. E credo che questo sia ulteriore valore aggiunto, ma il significato per il quale penso che l'abbia rappresentato facendo sport, vincendo anche con stile e rappresentando il Veneto attraverso le Paralimpiadi in tutto il mondo nel miglior modo, essendo l'atleta secondo me significativa e importante. Prima di questo, Massimo, volevo aggiungere, prima di mandare un filmato, ringraziare i colleghi che sono presenti, consiglieri Enoch Soranzo, Arturo Lorenzoni e Anna Maria Bigon della presenza, nonché il sindaco che ospita Francesca Porcellato assieme all'assessore allo sport Alessandro Gardoni e Centelli, grazie. Massimo, se vuoi far partire un filmato introduttivo che è un po'... La mia storia è la storia di una bambina che ha un incidente all'età di 18 mesi e si ritrova paraplegica, ma una bambina che ha una grandissima voglia di vivere, che pensa che i limiti siano solo nella testa e che ha voglia di fare. Subito la progressione di Porcellato. E Thompson, Porcellato seconda.
Ciao Francesca, domani volevo esserci anch'io per celebrare con te questa magnifica occasione, super meritata, perché veramente sei, come dire, sei sul podio di tutti noi. E volevo esserci per abbracciarti, per dirti grazie per l'esempio che sei per tantissime persone, me compreso, credo non solo sportivamente ma anche umanamente. Dunque veramente goditi la giornata di oggi, che lo vedrai domani per l'appunto, e ti abbraccio fortissimo. Grazie mille per tutto quello che fai, continua sempre così. Ci vediamo presto. Ciao. Credo che il valore di Francesca Porcellato vada ben oltre i risultati sportivi da lei ottenuti. Il suo percorso di atleta professionista è senz'altro formidabile, dal momento che è riuscita a raggiungere l'eccellenza in ben 3 diverse discipline, dall'atletica leggera al ciclismo, passando poi allo sci di fondo. Ma ciò che credo sia doveroso riconoscerle è la straordinaria capacità di convertire i limiti in opportunità di rinascita. Francesca ha insegnato al mondo che si può correre senza avere più la possibilità di camminare, che si può volare anche da seduti. La donna dei record è diventata nel suo eccezionale percorso il record di se stessa. Credo che questo sia il vero motivo per cui oggi sia qui ad omaggiarla. La storia, il caso ha insegnato la sua vita solo 18 mesi, ma come lei stessa racconta, a quel punto ha 2 possibilità: lasciarsi travolgere o farci coraggio e sconfiggere in quelle privazioni e la possibilità di una nuova vita. Francesca ha scelto la più difficile, la meno scontata. Non ha mai gareggiato per vincere, anche se ha vinto tanto, ma per battere se stessa, ed è riuscita a correre e vincere anche quando qualcuno 30 anni fa pensava che lei fosse già un'atleta anziana. Ma Francesca Porcellato, al di là del meraviglioso caso di resilienza e determinazione, rappresenta e deve essere motivo di profonda riflessione per chi si trova sospeso tra l'abisso del suo sconforto e la forza della rinascita. Ciò che di più mi ha colpito nelle interviste da lei rilasciate è la voglia di mettere in campo sempre in evidenza che il successo passa necessariamente anche dai fallimenti, dalle sconfitte, e che sono proprio quelle sconfitte a darti la forza necessaria per reagire e andare avanti. Continuando a migliorarci, non si tratta solo di sport, ma di vita vera, quella che tutti i giorni ci pone davanti a delle scelte. Con un palmarès che parla da solo e la dedizione che trascende dal campo di gara, Francesca Porcellato rappresenta un faro di speranza e resilienza per tutti noi. Oltre ai suoi successi sportivi, Francesca è un esempio in ambito sociale grazie al suo impegno che promuove il valore dello sport paraolimpico e della disciplina sportiva come strumento di inclusione. La sua storia di vita, il suo spirito combattivo. La rossa al volante ha ispirato milioni di persone dimostrando che le barriere possono essere superate con passione e dedizione. Per questo motivo che Francesca sia l'esempio più luminoso di ciò che si può raggiungere con la forza e la proprietà e la volontà e lo spirito di sacrificio. Questa è la ragione per cui anche dopo il suo ritiro la storia e la carriera di Francesca continueranno ad aspirare e a motivare generazioni di atleti appassionati di tutto il mondo. E credo, come ho detto inizialmente, è il motivo vero perché da amministratore, ma oggi da rappresentante di una regione, e che mi ha fatto molto piacere che fosse condivisa con tutto il Consiglio, ha rappresentato al meglio la Regione Veneto, e questo credo che sia un merito acquisito a tutti quelli che è già acquisito sul campo. Perciò il mio grazie a nome di tutto il Consiglio e a nome di chi hai oggi incentivato a recuperare, a fare sport anche e non fermarsi mai davanti ai drammi che a volte la vita ti pone, e credo che il mio grazie a nome di tutti sia per questo motivo. Allora, non mi alzo in piedi per dirti grazie, per dirvi grazie di essere qui oggi, come l'avessi fatto, ma sono un po' rossa in viso, si vede, perché sono emozionata, ma sono anche... non so se merito tutte queste parole che hai detto, però so che
La mia è stata una bella vita sportiva, ma una bella vita. Non è stata facile, è stata complicata, ma io sapevo quello che volevo fin da bambina. E grazie al DNA che mi hanno trasmesso i miei genitori e anche l'insegnamento dei miei genitori sono riuscita a credere nei miei sogni e a lavorare per realizzarli. Sono stata molto fortunata perché nel cammino della mia vita ho incontrato delle persone che mi hanno aiutata, perché da soli non si fa nulla e invece insieme si fa squadra e facendo squadra si può andare lontano. E nella mia strada ho incontrato veramente tante persone che mi hanno aiutata. Qualcuno anche mi ha ostacolata, ma forse mi ha aiutata in un altro senso, nel senso che ha tirato fuori quel qualcosa in più per essere più forte. E nel mezzo della mia vita ho incontrato poi Dino Farinazzo, che poi è diventato anche mio marito, e tutto quello che ho fatto l'abbiamo fatto insieme. Le mie 14 medaglie non sono solo mie, sono gran parte anche sue, un pezzettino di tutte le persone che nel percorso mi hanno aiutato. Ho cercato sempre di fare del mio meglio, non solo per vincere le medaglie, ma per dimostrare che gli ostacoli vanno superati, che a volte quando sembra tutto perduto invece c'è sempre una speranza e che possiamo andare oltre. Ecco, questa è un po' la mia carriera sportiva. Sono nata in Veneto, non potevo che essere come sono, perché i veneti sono tenaci, sono determinati, hanno un forte DNA e non mollano mai, e dunque non potevo che essere veneta, trevigiana, veronese, ma comunque veneta, orgogliosissima, e ho messo in campo tutto questo, il DNA dei miei genitori, l'essere veneto, l'essere donna, perché comunque anche quello è un valore aggiunto, in quanto ho fatto discipline maschili dove i maschi hanno la predominanza, ma sono riuscita a far parlare delle donne in buona maniera, e di conseguenza, che dire, grazie, sono orgogliosa di quello che ho fatto, ma sono orgogliosa di essere qui oggi, di ricevere questo riconoscimento, perché arrivo da 12 giochi paralimpici dove non è stato semplice, dove ho combattuto tanto, dove ho raccolto anche molto, e dunque oggi mi fa solo che piacere essere qui. Grazie. Ringrazio intanto Elisa Venturini di essere qui con noi e inviterei i colleghi, abbiamo detto che ognuno, visto che è una condivisione di consiglio, a dire Anna Maria, la prima, visto che è donna, per pari opportunità. Arturo. Allora, io intanto ringrazio il collega Thomas Piccinini per aver organizzato, aver pensato a questo bellissimo momento. Sentivo Francesca le parole, ma ho visto anche il video, la conosciamo un po' tutti. E a me è piaciuto tantissimo il modo che hai di trasmettere tutto quello che fai col sorriso, perché è fondamentale. Io lo dico sempre a tutti, siccome che mi occupo tanto di sanità e proprio in questi giorni stiamo parlando, no, del divieto che ha fatto anche il ministro, che condivido, sul cellulare durante la scuola, proprio perché c'è una conseguenza negativa, abbiamo tante difficoltà di disagio, di depressione, esempi positivi sono fondamentali. Noi abbiamo bisogno proprio di questi esempi per trasmettere ai nostri ragazzi. Ieri sera, proprio lo dicevo, ero a un incontro, dicevo che oggi avrei conosciuto personalmente questa grandissima persona e ho spiegato l'importanza che è del superare i limiti della vita, perché tutti li abbiamo. Tutti abbiamo dei problemi, tutti abbiamo dei limiti, e pensare che la vita sia la cosa più importante che abbiamo, credo che sia un esempio bellissimo da portare avanti. E ti ringrazio di cuore per essere qua e aver accettato l'invito, e grazie a Thomas e a tutti i colleghi e al sindaco per essere qua. Grazie. Grazie Anna Maria. Per pari opportunità rispettiamo uomo-donna. Enoch Soranzo è di Padova, ci sono prevalentemente i padovani. Buongiorno a tutti, grazie al collega Thomas Piccinini e a tutte le istituzioni presenti, al sindaco,
e grazie a Francesca Porcellato. Grazie per quello che ha trasmesso in questo lungo percorso sportivo. Io non voglio ripetere le parole di Thomas, che sono state molto profonde e anche corrispondenti a quello che sono le emozioni che Francesca Porcellato porta con sé nel suo percorso sportivo, però che è di vita. Io mi sono permesso di riguardarmi, venendo qui anche se in ritardo ti chiedo scusa, ma abbiamo lavori sempre a Mestre, l'intervista su Rai Play dopo l'ultima gara. È stata un'intervista davvero straordinaria, di una donna che nonostante vuole segnalare alle istituzioni che qualcosa non funziona e che di fatto le istituzioni nei suoi meccanismi regola anche lo sport. Nonostante questo, in un momento dove credo che sia stata tamponata, se ho capito bene, all'inizio della gara, nonostante questo hai scalato i rapporti, sei rientrata in un atleta che ha alle spalle tantissimi successi, tantissime medaglie, che non ha niente da dimostrare né nello sport e tantomeno nella vita. Beh, io credo che questo sia il grande esempio che a noi istituzioni ci dà la possibilità di portare ai nostri ragazzi. Io condivido assolutamente il pensiero della collega Bigon. Per noi è una grande fortuna avere questi esempi e soprattutto è una grande fortuna avere atleti che in qualche modo ci segnalano che magari non funziona, cioè che il merito è importante, che le regole vanno cambiate se non funzionano, ma soprattutto che anche quando non funzionano si scala la marcia e si ricomincia e il successo arriva magari un po' inferiore, magari non meritato, non nel merito che dovrebbe, ma in verità arriva perché poi la nostra campionessa lo sei comunque e sempre, e per noi veneti è un grande orgoglio. Quindi grazie a Thomas dell'opportunità, è davvero un grande onore averti qua. Grazie a tutti. Elisa, un'altra padovana, collega Elisa. Allora, intanto buongiorno a Francesca, buongiorno a tutti voi. Saluto i colleghi, ringrazio in modo particolare il collega Piccinini per questa opportunità che dà di condividere un riconoscimento più che legittimo. E perché tanti padovani? E perché voi dovete sapere che Francesca Porcellato ha percorso tante strade padovane. E infatti io l'ho conosciuta quando ero sindaco, nelle varie gare che venivano organizzate nel comune di Casalserugo dal mitico Guerino Fornasiero, e non mancava mai, era sempre presente. E allora da lì è nata questa ammirazione che ho per lei, e in tutti questi anni, perché ormai anch'io sono 20 anni che sono nelle istituzioni con ruoli vari, io ho sempre fatto tanta difficoltà, perché le donne fanno, Francesca, in tutti i campi tanta difficoltà, sai? E tanti sacrifici, e quindi tante volte ti viene ad identificare con le persone, anche se sono in ambiti diversi, ti viene ad identificare, vedi, e dici, vedi, fanno tanta fatica e ti ritrovi. E quindi il bello e mi emoziona. È proprio il fatto di vedere che le donne ce la fanno. Ma noi abbiamo una marcia in più, è proprio per questo. E quindi chiudo dicendo che ho chiesto al presidente Zaia e all'assessore Corazzari che, visto il risultato delle Olimpiadi, ti venga dato un riconoscimento per il risultato raggiunto alle Olimpiadi, ma anche per la tua lunga carriera. Grazie. Arturo, non sottolineo che sei padovano, perché sennò... Padova batte Verona 3-1. Sì. No, 3-2. 3-2. Succede poco spesso. Diciamo che scegliamo il campo di gioco che è più confacente. No, grazie Francesca di essere qui, grazie anche a Thomas di aver creato questo momento. Questo è l'orgoglio veramente di vedere persone che arrivano e rimangono. Io voglio sottolineare questo, perché per me è importantissimo. Vincere è bellissimo e chi vince va riconosciuto, ma chi continua a vincere è veramente chi ha forza. E di questo veramente ti siamo grati, perché è importantissimo. E lo dico anche per sollecitarti a non mollare, cioè a continuare. Io ho fatto sport e c'erano persone che per me erano vecchissime. Quando io avevo 20 anni, giocavo con gente di 40, per me erano dei Matusalemme, però erano dei riferimenti importanti. Cioè
vedere delle persone che hanno esperienza, che hanno già vinto, che non devono dimostrare, che continuano, che vengono ad allenarsi, che fanno fatica, è un esempio che è più forte di qualsiasi altra cosa. Quindi ecco, la raccomandazione è di magari anche in modi diversi, ma di continuare a tenere questa presenza, questo riferimento, perché è una crescita importantissima. E grazie perché ci hai aiutato a modificare la nostra idea di normalità. Oggi è normale quello che non ritenevamo normale 20 anni fa, e così per fortuna, è perché allarghiamo la nostra capacità di includere nella nostra normalità situazioni diverse. Siamo tutti imperfetti, ma siamo tutti normali. E quindi persone come te hanno aiutato più di qualsiasi altra cosa, più di qualsiasi parola che si possa dire, soprattutto in un consiglio regionale. E quindi davvero grazie. Io mi auguro che tu possa essere una presenza qui ogni volta che lo desideri. E grazie a te. Noi veronesi ci salviamo al 90° e perciò facciamo il 3-3 col sindaco di Valeggio sul Mincio, che ospita, oltre alle bellezze che ha anche territoriali. Grazie innanzitutto al Consiglio regionale che ci dà questa opportunità, a tutti i consiglieri regionali che hanno parlato fino adesso, in particolare a Thomas che ha organizzato questo bellissimo evento, questa giornata. Noi siamo fortunati perché Thomas ha parlato di esempio, ma noi l'esempio ce l'abbiamo proprio sul nostro territorio. Noi la vediamo sempre, la rossa volante che sfreccia, e quello è un faro di umiltà, perché anche oggi ha dimostrato veramente di essere un faro di umiltà, di determinazione, perché se ha ottenuto tutti questi risultati evidentemente è una persona determinata e punta fino alla fine a raggiungere il risultato. Quindi veramente grazie di cuore per l'esempio che sei, continuerai sicuramente a essere un faro per la nostra comunità. Sono contento di essere qui insieme all'assessore allo sport Evano Centelli. Veramente grazie a te e grazie a Dino, perché sei sicuramente una campionessa nello sport, ma altrettanto e forse di più una campionessa nella vita. Grazie. Prima di mandare l'ultimo filmato che raggruppa un po' una serie di tantissimi successi, ma insomma quello credo che abbia espresso bene. Volevo chiedere a Dino, perché Dino, per chi non lo sa, è il marito e allenatore. Allenare Francesca Porcellato atleta, com'è? Beh, non è difficile, nel senso che io penso che l'allenatore, il primo ruolo che ha un allenatore è quello di educare e insegnare, e il ruolo dell'atleta è quello di imparare, e lei è molto brava a imparare, perché trasmettere la propria idea in un movimento, in una situazione di tensione, di fatica è difficile, ma se dall'altra parte c'è la disponibilità di imparare diventa più facile, e lei è sempre stata molto brava a imparare la mia idea di gesto tecnico, ecco, parlando. D'altro canto io sono stato molto disponibile a imparare da lei le sue esigenze, perché io cammino, lei no, lei ha delle situazioni tecniche che lei conosce e che io non posso sentire perché fortunatamente non ho la sua situazione, quindi è stata, diciamo, una collaborazione reciproca. Poi ci ha unito molto la passione, il fatto che lei ami proprio lo sport, cioè per lei lo sport è una passione, e io difatti l'ho sempre insegnato, gli ho sempre detto, non gli ho mai detto devi vincere, gli ho sempre detto devi correre bene. Poi il fatto di correre bene, se porta a una vittoria, meglio, se no l'importante è che superi te stessa. Difatti lei in atletica tante volte è arrivata non sul podio, però si era migliorata, e quindi siamo stati contenti. Quindi questo connubio è andato avanti proprio per passione, ma anche per capacità di comprensione.
E avere Dino come allenatore? Hai capito perché 14 medaglie non sono tutte mie, hai capito? Ma guarda, l'ha detto lui, è un connubio perfetto. Io da giovane atleta avevo 17 anni e lui era il tecnico della nazionale. E mi ricordo di averlo sentito parlare e di aver capito che era lui la persona giusta che poteva insegnarmi, che poteva seguirmi nel mio sogno di diventare un atleta di un certo livello. Ed è stato così. L'avete sentito parlare, non penso che debba aggiungere altro perché ha detto tutto lui. Dopo vabbè si è aggiunto anche il lato sentimentale, ma comunque a livello professionale è stato una delle mie grandi fortune averlo incontrato. Io non so se io oggi sarei l'atleta che sono senza di lui, se non avessi incontrato lui, se lui non si fosse messo a disposizione mia, perché avere la fortuna di incontrare nel proprio percorso un professionista del genere non è scontato. Ha saputo leggere le mie esigenze, le mie difficoltà e ha saputo trasformarle in metodologia e applicarle nel migliore dei modi. Faccio solo un esempio. Prima mi avete visto sfrecciare e vincere la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Vancouver sullo slettino da fondo. Io facevo atletica leggera, dunque lui non sapeva niente di sci di fondo. A un certo punto provo lo sci di fondo, me ne innamoro. Lui capisce e mi dice: Francesca, se tu vuoi fare questa disciplina dobbiamo tirarci sulle maniche. La prima cosa da fare, non badiamo all'allenamento, ma trovare una slitta appropriata. Ok, si è messo a studiare per trovare una slitta che potesse farmi sciare nel migliore dei modi, superando le mie difficoltà, perché comunque essendo paraplegica, avendo una lesione molto alta, lo sci sarebbe stata una difficoltà enorme. E lui non ha badato che lui era un allenatore di atletica leggera, ma si è messo a studiare sia gli allenamenti sugli sci, ma soprattutto come fare una slitta per superare le mie difficoltà. E poi abbiamo visto che siamo arrivati al gradino più alto del podio, nel massimo che poteva essere un'Olimpiade. Dunque questo è lui, e dunque io sono stata grande fortunata nella vita di averlo incontrato come allenatore, ma soprattutto come uomo e come marito. Prima di mandare l'ultimo filmato volevo ringraziare per la presenza il presidente dell'associazione I208 e il membro Franz Costa e Andrea Bacchiglioni, che sono presenti, perché quando parliamo di inclusione loro sono l'esempio vero, quotidiano, che un'associazione fa durante tutte le attività durante gli anni. Perciò grazie a nome mio, ma a nome anche dei colleghi. Se vogliamo mandare questo filmato, casualmente l'ha nominato, ma non era perché gliel'ho detto, era un filmato che avevo scelto. Le immagini non sono perfette. Immagini che riguardano le Paralimpiadi, perché vi ricordiamo che in questa ultima giornata l'Italia spera di avere un'altra medaglia, sarebbe la settima medaglia di questa competizione. Le speranze sono tutte su Francesca Porcellato, che è stata bravissima a qualificarsi per questa finale della sprint di fondo, categoria sitting. L'azzurra ha vinto la sua semifinale staccando nettamente le avversarie. Non so se possiamo sentire anche il commento originale della sfida che è in corso. Sentiamo un po'. Col mancino, colpo di testa, ha finito la discesa. Vediamo come le caralette si siano deteriorate. Non sarà assolutamente facile portare a casa questa medaglia d'oro, ma può farcela. Vediamo dietro la ce la può fare, deve tenere duro. Qui l'obiettivo schiaccia un po', deve tenere duro. Lei deve pensare che ce la può fare. Cerca di tenere duro Francesca, dietro vediamo in grande spinta tutte e tre le atlete. C'è soltanto un altro piccolo strappettino, ma ce la può fare Francesca, deve veramente, non deve guardarsi intorno, non deve sentire nessuno, deve ascoltare soltanto i suoi muscoli, le sue sensazioni. Oltretutto Francesca conserva più o meno un vantaggio di 9 secondi, deve uscire bene da questa salita. No, ma ce la fa.
deve uscire bene da questa salita Francesca Porcellato, ancora in grande spinta Francesca Porcellato, si presenta sul rettilineo finale. Questa è il suo terreno, è oro per distacco, c'è luce. Francesca Porcellato sul rettilineo finale, dietro Liudmila Dai Francesco, non guardare niente, dai che sei medaglia d'oro. Ormai ci siamo, si ostacolano anche le due atlete, sei arrivata, è oro, Francesca è oro. Va verso il traguardo Francesca Porcellato e oro porta a casa la olimpico per prima medaglia Francesca d'oro a queste Paralimpiadi per l'Italia, che va a scavalcare e ce la così. facciamo anche noi nella medaglia d'oro, e vai, grande tifo, medaglia d'oro, medaglia d'oro per sì, Francesca medaglia d'oro al Porcellato. collo, ale! Bellissima, grandissima gara, addirittura meglio della semifinale, non ha dovuto neanche sentire il ritorno di Liudmila. Vai, ce l'hai fatta, grandissima. Questa è stata epocale. Ma sì, anche perché io arrivavo dall'atletica leggera, avevo provato a sciare, me ne ero innamorata e ho fatto questa pazzia. Dico sempre passata dall'università all'asilo nido, nel senso che ero vice campionessa olimpica in atletica leggera e ho iniziato una nuova disciplina imparata da zero e in pochi anni sono riuscita a salire nel gradino più alto del podio, ma come dicevo prima grazie alle persone che mi sono state attorno, a lui che ha capito tutte le mie esigenze e che ha saputo allenarmi nel migliore dei modi. E dunque è stata proprio una vittoria importante, perché avere il coraggio di cambiare strada, di affrontare le difficoltà, le critiche anche, perché subito pensavano, quando io sono passata da una disciplina all'altra, pensavano che io vincessi subito, ma come sappiamo che nessuno nasce imparato, che c'è sempre bisogno di lavorare. E dunque è stata una scommessa vinta e la porto nel cuore. Dirti grazie ancora una volta per quello che sei, insomma, per quello che hai fatto. Non dico che sia scontato e non lo è mai, il grazie va sempre ed è sempre gratificante, ma per quello che sei, soprattutto anche nella semplicità, nella quotidianità, in quello che trasmetti, ed è per questo motivo che il Consiglio oggi ti consegna quello che quando sei arrivata dici rappresenta tutti noi, no? Sì. Il leone. Perciò inviterei anche i colleghi, visto che l'abbiamo dato come consiglio, a farlo assieme. Ti consegniamo. Sì. Uno apre la bandiera e qualcuno. Ci state tutti lì. Sì, sì. Insomma, su, l'animale è fantastico. L'animale è fantastico. Grazie. Passa una volta tu. Signor Sindaco, sai anche lei, per favore. Manca il sindaco del paese. Qua a fianco di dai. Eva. L'allenatore, come fa l'allenatore? Intanto si dice che dopo dietro una grande donna c'è un grande uomo. Aspetta che vediamo. Franz? No, Vieni, Andrea, vieni dopo. Dai. Si spezza un attimo e poi ve lo lascio. Vieni, Andrea è una persona che nella vita si è fermato ma è ripartito dopo un ictus importante ed è qui oggi e ha voluto esserci. Là. Franz, vieni per piacere. Anche lei, benissimo. Mi sa che vado continuo. Ci sto, sì. Sì.